Sono 6 le persone formalmente indagate dalla Procura di Vicenza per la tragedia di Valdagno al Ponte dei Nori, dove hanno perso la vita Leone e Francesco Nardon. In questa fase delle indagini preliminari verranno presto notificati agli interessati gli avvisi previsti dalle norme. Si tratterebbe di funzionari pubblici e costruttori del manufatto che è crollato parzialmente durante la piena dell'Agno il 17 aprile scorso, provocando una voragine che ha inghiottito le vittime, padre e figlio, e la loro auto ritrovata e recuperata 5 km più a valle a Cornedo Vicentino. Non è escluso che la lista degli indagati possa estendersi anche a seguito delle ispezioni che proseguono su quanto è rimasto sul posto della tragedia da parte del magistrato con la consulenza di 2 periti. Duplici le ipotesi di reato, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Si tratterà di stabilire le eventuali responsabilità per il crollo di una struttura sottoposta a controlli e verifiche periodiche obbligatorie o di accertare la tragica fatalità dovuta alle eccezionali condizioni meteo che hanno generato una spinta idraulica anomala sul ponte superiore a quanto era stato dimensionato.